Dai, Pino, vengo io che mi lavo. Ah, il microfono nuovo, Pino? Sì. Nostro questo? No. Siamo live. Dice live. Dice live. Dice live. Buonasera, torna il single game, torna prepotentemente con i nostri sponsor che non danno una lira come sempre e torna su Twitch. L'unica cosa certa è questa nuova piattaforma SGTV 2021 che sembra X Factor ma è SGTV. Abbiamo qui l'inventore della Champions che non si fa più. Giuseppe, non mi spegnere tutte le luci, se no facciamo il sexy shop e non la... Si vede? C'è luce? C'è luce? Allora, Matti a destra. Me l'accendevo un'altra luce, Giuseppe, la paga a parti, non ti preoccupare. L'ho detto su Twitch, la paga a parti. Allora, abbiamo Mattia a destra, un grande ritorno, come è finita fra Slovacchia e Olanda? Tanto a uno. Ma proprio tanto. Tanto a uno c'è. Sinceramente non lo so. 12 o 13. Più di 10. 10 a 1. Più di 10. 12 a 1. Cioè, che avete messo? Orbollina col pallottoliere là. È stato un massacro. Un massacro. Peccato, cioè vabbè, però già su 5 Scusa, ma tu con chi? Io ho vinto. Ah, quindi... Sembravi un massacrato da come l'hai raccontato. No, non venivo neanche a parlare. Allora vola in vetta Piani, ce l'abbiamo subito qui. Il nostro ciao Mattia, il nostro Padre Pio ha deciso. Volevo dire una cosa, volevo ringraziare Pianici in quanto abbiamo fatto una scommessa se riusciva a fare un tunnel a Pichè gli avrei offerto una birra, ma siccome non bevo la birra gli ho offerto la Coca-Cola, grazie, uno di noi. E vabbè, queste scommesse clandestine, ieri il report mi ha parlato. Voglio lasciare il pallone. Sì, allora Pianic ha detto che se vince il single game dopo la pandemia va a piedi a Padre Pio, non so se si vede, a San Michele a piedi. Vabbè, abbiamo messo altri 2 punti avanti. E oramai sembra quasi che si è suicidato. Perché avevi paura di Maccarone? No, però fino alla fine. Avevi paura di ma che Maccarone? vieni su Twitch a parlare, vieni. Non puoi camminare, sei morto. Allora, andiamo noi. Hai paura di Maccarone? Sei scandaloso allora. Non ho paura, fino alla fine. Cioè io potevo capire se stava della pena. Pino. Sì, Pino. Gianni, Ha ma un non jolly da giocare, ha Maccarone. un jolly da giocare. Scusami, Va bene, ha un allora. jolly da giocare, ne può avere pure Piani, lì. ce lo sai che chi in testa ha il potere logora chi non ce l'ha. Quindi alla questo fine dicevo. poi si vedrà. Allora, sentiamo subito Orbollina che ha arbitrato questa partita a senso unico. Siamo in diretta, vi ricordo, su Twitch, collegatevi, se non vi collegate poi andatevela a rivedere. Abbiamo scoperto che con Twitch poi possiamo postare su Facebook, su YouTube, dove cazzo volete lo potete vedere. Bene, sì, no, ma noi siamo una televisione libera. Ah, no, ma perché sto la munizione, ci vale. Scusa, non c'era l'orario. Allora, è vero che sono un grosso le errore 23. nel chiamato partita, ma in verità una partita non è stata perché di calcio abbiamo visto veramente poco. Un'Olanda veramente Ma scandalosa. quindi devo dedurre che Marchetti ha preso 12 gol. Non li ha presi 12 perché verso 6 o 7 ha dato forfait perché Si è fatto male apposta. non riesce a convincersi che ormai deve passare a fare altro come altri. Quindi come abbiamo sottoscritto. perso un altro portiere. Diciamo che si apre la strada per un nuovo arbitro. Allora, ma credo Orbollina, quello che si chiedono, come si fa a dare il migliore in campo in una situazione del È genere? molto semplice, in una situazione come questa in cui il migliore in campo non si può dare, come da tradizione del single game, al nuovo arrivato gli diamo il migliore in campo. Quindi il migliore in campo a Pepe. Pepe, e abbiamo subito Pepe qui. Intervista a Pepe, non so chi ti ha chiamato Pepe, però l'unica cosa è che mi ha detto, dice io sono il vicino di casa, che evidentemente va a chiedere sempre il Pepe a casa. Chiamato Pepe. Allora, debutto al single game, questo nome poi vedremo se lo confermeremo o altro. Migliore in campo, avrai la copertina del TAM domani e non so, niente po' di meno che la copertina del TAM che solo i grandi del mondo riescono ad avere. Che partita è stata? Sei in diretta su Twitch. Bellissimo perché io da tanto che non ci giocavo. E quindi hai fatto una scorpacciata, come quelli che non mangiano da mesi. A casa mi aspettano le bombole, però bella. Bene, ti piace questo contesto? Sei
interessato, poi è vicino alla casa del presidente, non si sa mai, diciamo, Qualche poi sempre raccomandazione, qualche sempre raccomandazione così. si può No, avere, ma lui bello, non bello. raccomanda a nessuno, neanche se stesso. Va bene, Bello. ringraziamo Grazie, Pepe, grazie. vorrei Piquet qui, non vedo nessuno dell'altra partita. Basta. Allora, Piquet, ti hanno fatto il tunnel? No. Diciamo che è stato un passaggio mezzo sbagliato, però ha voluto fare il passaggio da E stasera sei stato, diciamo, uno dei protagonisti del naufragio dell'Olanda. Beh, io non direi proprio. Comunque, se vuoi dire così, se ti fa stare contento, va benissimo. Cioè, voglio dire, Sono sono stato secondo- l'unico che ha continuato. come lo vuoi a chiamare fare- questo? Ma non sono stato l'artefice, diciamo. Protagonista nel senso che fai parte. Voglio approfittare di Twitch 2021 Single Game TV 2021 per firmate su internet la petizione Fanna tra gli over. Franna tra gli orbi, va bene, ringraziamo Piquet e passiamo all'altra partita, quella tra la Croazia e la Fiorentina, finita 4-4, arbitro contestatissimo, No, non è questo. arbitro Lollino, che non è Lillino come si dice a Bari, ma La Lollino. contestazione nasce perché a me piace far giocare a calcio. Se loro invece a ogni minimo movimento pretendono una punizione che poi alla fine si fa confusione e non va bene, perché anche ho dovuto ammonire Zaza perché prima ha detto che l'ha presa, poi non l'ha presa, quindi così non va bene. Diciamo O si che è fa stato il primo o si fa- arbitraggio. o il fair play è a 360 gradi oppure Niente. fatti fare all'arbitro e giocate. Va bene, Per Lollino. come la vedo io. È giusto, però è Comunque, stata la prima vabbè, la prima esperienza, ci può esperienza, stare, ci può hai stare. capito come sono in campo, come si trasformano le persone in campo, hai capito? Perfettamente. Allora, il La migliore in partita, campo per sinceramente Ingerson, il nuovo arrivato, si chiama Ingerson, vero? Ingerson, sì. Sì, vabbè. ho visto giocare bene nella geometria della Fiorentina, ha giocato veramente bene, mi piaceva come giocava, indipendentemente dal discorso che era lui. Quindi Ingerson migliore in campo. Anche Domani, perché, se sinceramente, riusciamo a recuperarlo, lo Ingerson, intervistiamo, Presidente. La partita comunque è stata una bella Protti, partita, se puoi venire un attimo. E sinceramente ci sono stati un po' di errori dalla padella, però la Fiorentina ha giocato meglio, sia il primo che il secondo tempo. Vabbè, ma la- Verdissi doveva portare il pallone a casa, ce l'aveva già prima di portarlo, di venire e niente. Ma difatti io pensavo che desse la copertina a Verdis, invece no, hai però preferito ho Ingerson. preferito Ingerson perché veramente giocava bene, si muoveva bene con la squadra, interagiva con tutti e due i reparti, Ho capito. io l'ho visto molto bene. Tutto qui. Va bene, grazie, Parità Lollino. e buona serata a tutti. Mi sa che il direttore di gara aveva sotto gli occhiali Vieni fuori, Protti, ecco perché- vieni Protti, vorrei Andrei Silva, la prima intervista di Andrei Silva, questo giocatore che Ha smesso di correre finalmente. Oh, allora, Andrei Silva, prima intervista, figlio d'arte, figlio del grande Della Pegna, che ha segnato uno spettacolare gol nell'altra partita, ha fatto il pallonetto a un sciagurato Maccarone. Allora, come hai giocato stasera? Che partita è stata? Allora, è stata una... non si può definire partita. È stata una passeggiata. Ci siamo lasciati, li abbiamo fatti giocare verso il secondo tempo, se no era troppo scontata la vittoria. Signori, questa vorrei dire su Twitch 2021 che come Twitch è la novità del nostro palinsesto, Andrei Silva rappresenta la quarta generazione del single game, cioè coloro i quali verranno con le astronavi a giocare tra 20 anni e atterreranno su campi dove la palla sarà azionata da raggi laser. Questo è Andrei Andrei Silva potrebbe anche confermarci la sua età prima di... Sì. 15 anni. 15 anni Andrei Silva. E lo marcava Fanna. E lo marcava Fanna, per il quale è stata anche chiesta la petizione per mandarlo fuori. Negli over. Protti, tu che conquistavi? Io con quelli che hanno veramente perso. E nonostante la tua No, presenza. allora loro comunque, a parte fisicamente, attaccavano in 4 e difendevano in 4. Sì, tu sei bello tondo. Noi abbiamo preso 5 certo. gol subito e da lì non c'è stato niente da fare. Un'autostrada. Però Ruggero, vieni a dire qualcosa a Twitch E 2021. nonostante tutto, Ruggero ha fatto almeno 3 salvataggi. 3 salvataggi. Cioè non si è neanche lui risparmiato. Ho capito. Un saluto a tutti quanti. Grazie. È sempre un Puoi piacere. rivedere, salutami, Beh, bello questo sponsor. salutami i bambini, salutiamo Cotton and Color, un'azienda, è ancora viva? Sì, sì. Se no, come dobbiamo andare a mangiare i In bambini? questi tempi si vedono solo saracinesche abbassate, vero Ruggero? Assolutamente, però le rotture di scatole ce ne sono assai, sempre per i assai. bonus, Qui se non cose, finisco- sussidi, le cose varie. Dacci Allora, soldi, Ruggero! Sì, magari. No, io devo fare i complimenti, lasciatemelo dire, al nuovo Ad Andrei Braga, Silva. assolutamente. E vabbè, pure io a 15 anni volavo. No, ma non è una questione con Diciamo, la lui vola presenza, la
portanza, la sicurezza, il dribbling senza timore reverenziale, ha fatto un gol stupendo. Cioè, facciamo ancora in tempo a venderlo a qualche squadra Serie A. Merita. E forse il cambio era può confermare, va bene. Grazie Ruggero. Vorrei qui il papà che è in lacrime, lui è il padre di Andrei Silva, Juan Alberto Oliveira de Arzúbarez de Armiñas, detto De La Peñas, padre brasiliano. Bel gol finale. Bel gol di De La Peña, una partita. L'unica cosa buona che ho fatto. Abbiamo strappato il pareggio, un pareggio impossibile quasi, vero? No, non era meritato il pareggio. Beh, qualcuno dice addirittura l'arbitro ha detto che effetti, la Fiorentina meritava. Ha fatto tante belle parate. Il nostro portiere. Ma c'è Falcao che parla, ma vieni a dire qua. Vieni qua, vieni a dire quello che pensi. Diamo onore a chi ha fatto l'ultimo gol del pareggio. Presidente, allora vieni tu. Ciao Tom, vieni a dire qualcosa, dai. Siamo su Twitch, SGTV 2021. Vi ricordo, siamo in diretta streaming sul nostro nuovo canale Twitch. Questo è Tony, è tornato. Quanti visitatori? Sono andato solo a sudare. Tu stavi con l'Olanda? Sì. Addirittura con Toni nell'Olanda, cioè C'è stata partita. non c'è stata partita, persino tu, no, la squadra è forte, onestamente. Mancava il centrocampo e la partita si è giocata lì. Cioè loro correvano il doppio praticamente. Questi Buchi a sono centrocampo, corsa i danni irreversibili e ogni azione era un gol. Della pandemia, va bene, grazie. Comunque, Toni, allenati, c'è sempre, quello è però importante. ritorna adesso, non ti scoraggiare No, preso no. tutti questi gol, tu sei abituato a farli. Ok, grazie. Della Peña, Andreas de Silva de detto Della Peña. Allora, tuo figlio. Sono contento di questa. Come va? Diciamo, l'hai tenuto? Dove se l'hai Aspetta, tenuto? Nella naftalina. Io ho quello grande che sta fremendo. Che vuole venire pure lui. Giocare, sì, e vabbè, allora non lo chiameremo più single game, ma single la macchia, diciamo, proprio di tutta la famiglia. Il problema è che lo stipendio è quello. Lo stipendio quello. Allora, c'è la macchia del single game. Allora, Presidente, chiudiamo la 24esima giornata, siamo in diretta sul nostro canale Twitch SGTV 2021, il nostro cameraman è niente poco di meno che Lorenzo Bozzi, voglio dire, più prestigioso di così il nostro palinsesto non può essere. Certo, è stata una bella serata, mi sono divertito, però volevo puntualizzare che, con tutto il rispetto per Virdis e Ingerson, ma in realtà il migliore in campo io l'avrei dato al portiere, perché se non ci fosse stato il portiere anche qui ci sarebbe stata una goleata. Ma quale portiere ti Liverani. Ah, Liverani, sì, no, pensavo a Macaro, pensavo a loro. Certo, i portieri hanno fatto la differenza. Hanno fatto proprio la differenza, altrimenti sarebbe stata qua una goleata. Virdis, vieni un attimo qua, hai segnato una tripletta, vedo che ti stai portando il pallone a casa. Sempre. Ce l'hai già incorporato. Allora, lo vengo sempre sto cazzo di una tripletta, ti porti il pallone. Diciamo che mi sto divertendo. Quindi diciamo Liverani ha fatto la differenza, dice anche. Sì. Comunque noi abbiamo giocato bene. La squadra. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto delle triangolazioni corali proprio che partivano da dietro. Proprio. Sì, abbiamo giocato da squadra. Peccato perché non meritavamo quella beffa all'ultimo secondo. Ma niente, io non posso dire niente su Big Mac perché è il mio idolo. Va bene, grazie. Vorrei qui Modric, Gilardino. Allora Falcao, dimmi Falcao. Falcao, vedete? Il nostro grande portiere, Maccarone. Ha fatto due belli interventi pure. Lui è un attaccante. Lo so, ma è anche portiere. E ha bisogno di far gol o alla sua porta o all'altro. Per cui questa necessità l'ha portata a far sta bella E questa è la filosofia di Falcao. E abbiamo qui Modric. Allora, vuoi dire qualcosa sul match? Tu eri con l'Olanda? Con l'Olanda. Con il resto dell'Olanda di Cruyff siamo rimasti ai resti. Quindi sei stato anche tu partecipe insieme a Piquet. C'è poco da dire, complimenti agli avversari. Hanno giocato molto meglio, hanno giocato in velocità, 2 tocchi, noi passeggiavamo. Complimenti agli avversari. Complimenti a Modric e quindi chiudiamo questa prima post partita della 24esima giornata. È stata una serata di calcio molto divertente, molto bella. Io ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo e che ci seguiranno a partire da domani con le copertine, le prime pagine, le copertine del Time per i migliori in campo, e poi seguire come sempre a chiudere la settimana il parere al vetriolo della nostra firma più autorevole, Cattivic. Grazie a tutti e buonanotte da SGTV 2021.